Era una persona molto empatica, soprattutto con i bambini, che accoglieva sempre con un sorriso, con un dolcetto, ti portava e ti faceva vedere quello che stava facendo, ti rendeva partecipe. Quando andavamo a casa sua comunque ti faceva vedere come dipingeva, le sue emozioni anche, la sua felicità nel mostrarti i suoi pennelli. Un sacco, lei seduta vicino al caminetto, insomma, bello. Questa mostra l'abbiamo pensata con la curatrice Flaminia Fanari. Siccome quest'anno ricorre il centenario, siamo partiti dalle primissime opere, da capire come nasce questo talento artistico incredibile, e siamo partiti dalle opere che lei faceva su Masonite, quando ancora non si firmava Zia Veronica, ma semplicemente Veronica, Veronica Serra, era lei. Mio padre era medico a Sediani, quindi conosceva Zia Veronica. È stato lui a segnalarlo poi a mia madre e a Foiso Fois. Mia madre, Lina Pipia, aveva questa galleria d'arte che si chiamava La Colonna. Tutto è nato dal fatto che mio padre aveva comunicato a mia madre, che nel frattempo aveva aperto questa galleria a Oristano, la galleria La Colonna, le aveva comunicato appunto che c'era questa sua cliente che amava tanto la pittura e che dipingeva su materiali anche molto semplici, insomma era praticamente una pittrice naif. E quindi mia madre è andata a visitarla, ricordo che l'accompagnavo sempre nelle sue visite e lì ha cominciato a far conoscere Zia Veronica ai pittori con cui era in contatto, soprattutto Foiso Fois, Pinuccio Sciola e tanti altri, anche critici che insegnavano nel liceo artistico a Cagliari. E da lì è nato il rapporto con Zia Veronica. Foiso Fois allora era preside? Preside al liceo artistico, io ero studente e appunto avevamo questo rapporto di fiducia, ripeto, quando lui non poteva venire a fare lezione mandava a insegnare o a me o a Pinuccio Sciola. Zia Veronica e Pinuccio Sciola, che veniva a trovarla, andavano molto d'accordo e discutevano per ore, discutevano di vari argomenti, soprattutto perché erano due artisti, e la discussione verteva su questo, insomma. E io partirei da quest'opera, che è una delle opere più rappresentative e più particolari. Prego, vieni pure. Buon auspicio. Abbiamo... Grazie. La Vernaccina di Zeddiani. Sì. Grazie Alessandra. La Vernaccina di Zeddiani, che è uno dei prodotti tipici e più importanti. Salute. Quindi è perfettamente in tema con gli ubriaconi, che è la prima opera che io vi voglio far vedere. Allora, vedete, la firma era ancora così, Veronica. Diventerà poi Zia Veronica quando pian piano la famiglia Camarda la scopre, la porta a Oristano, la presenta all'entourage degli artisti come Foiso Fois, come Pinuccio Sciola. A questo punto lei prende un po' più di coscienza, perché altrimenti probabilmente senza il loro intervento lei sarebbe rimasta così una pittrice locale. Invece da lì è nato quello che è il grande fenomeno di Zia Veronica. Quest'opera è particolare prima di tutto per il supporto, per l'Amazonite, vedete che l'opera è un po' aggobbata, ma poi perché racconta proprio una scena di vita di un tempo, no? Nella cantina
si incontrano i beoni e lei deve rendere in qualche modo, in maniera naif, le persone ubriache. Particolarmente interessante è questo signore vestito in costume sardo, perché lei faceva tutti i personaggi in costume sardo, che è vero che ha bevuto, è ubriaco, gambe all'aria come si diceva, e ha perso anche sa berritta mentre gli altri ce l'hanno, ma l'unica cosa che non molla è il fiasco, quindi quello non lo molla assolutamente. E poi ci sono tutte le scene tipiche, vedete qua per esempio la vernaccia, in questo caso quella che stiamo assaggiando adesso, veniva spillata più in alto, non da giù, e questa era una caratteristica che ci dimostra che zia Veronica conosceva benissimo quelle che erano le tradizioni di un tempo, ma ancora non aveva quella capacità, quel talento artistico e quella tecnica che pian piano va a sviluppare, ma è questa che a noi ci piace di più, è questo momento in cui lei inizia ad essere veramente una pittrice naif, cioè dipingeva quello che lei sentiva, quello che lei sapeva. Interessantissimo è il gatto e gli animali. Tutti i pittori naif, a partire da Rousseau, ma anche Ligabue, amavano moltissimo gli animali e li rappresentavano, e zia Veronica non fa eccezione, e quindi in quasi tutti i suoi quadri si ritrovano gli animali. Qualcuno dice addirittura che questo gatto nero sia ubriaco perché abbia bevuto anche lui, infatti ha un po', diciamo, lo sguardo spiritato. Queste altre opere sono tutte su masonite, proprio del primo periodo di zia Veronica. Le abbiamo trovate spesso anche, magari non nel salotto bene, le abbiamo trovate messe in un angolo della casa, perché erano opere che secondo molti avevano minor valore. Invece per noi, dal punto di vista di chi studia la storia dell'arte, sono proprio l'inizio, sono proprio gli albori, e si va a capire come zia Veronica stava costruendo quel suo impianto e quella sua immagine. In tutte le sue opere racconta appunto delle storie, il suonatore in piazza, la torronaia e le cestinaie che vendono i torroni, la vernaccia che si vendeva nella piazza, e pian piano sempre di più colorava i costumi delle donne con pizzi, merletti, fino a diventare veramente un'esperta da questo punto di vista. Sono molto belle anche poi le scene familiari, quelle scene che si avevano nella casa, nella tranquillità della casa. La donna che sta mettendo a posto la farina, l'uomo che è ritornato dal lavoro, un goccetto se lo concedeva, il fuoco acceso, e l'immancabile animale, il gatto, che faceva compagnia. Gli animali sono bellissimi, vorrei fare solo una edizione sugli animali di zia Veronica, l'ho sempre detto. Con gli animali era come San Francesco, lei lo vedeva, lo accarezzava e l'animale stesso si affezionava a lei. Quindi lei aveva tartarughe addomesticate, aveva il passerettino che le girava mentre dipingeva vicino al camino, addirittura le galline, le sue galline morivano solo di vecchiaia. Era molto solitaria, le piaceva stare a casa sua, anzi, alla fine, quando è cominciato a essere conosciuta, a avere successo, allora riceveva le persone, ma inizialmente faceva difficoltà a ricevere e intrattenerle anche. Poi piano piano si è aperta e l'amore che aveva per l'arte era talmente grande che si è sbloccata, l'ha sbloccata anche da questo lato qui. Ricordo, allora ero ragazzina, ma ricordo che aveva esposto nella nostra galleria e anche in una galleria a Sorgono, di cui rimane anche una testimonianza fotografica. Poi noi siamo sempre rimasti in contatto con lei, siamo andati a trovarla tante volte, così anche i pittori che ho nominato prima, e abbiamo preso da lei tante opere che adesso ci sono care, naturalmente, anche perché sono legate al nostro passato, ai nostri genitori e quindi insomma a tutto l'insieme della nostra vita. Per inciso dico che io ho un legame particolare con Sediani anche perché ho insegnato nella scuola media di Sediani per tanti anni e ho un ricordo bellissimo dei miei alunni dell'epoca e del paese in genere.
Il bello di questa mostra non sono solo le opere di zia Veronica, ma che è una mostra partecipata, cioè c'è la partecipazione delle persone e quindi della gente, dei cittadini del posto, i ragazzi, i bambini. Quindi è una mostra, diciamo, che nasce dalla città. E poi devo dire che queste opere sono veramente molto belle, quindi ringrazio il direttore artistico, il sindaco, l'assessore e tutti quelli che hanno collaborato a questa mostra e che l'hanno resa non solo bella ma anche viva. Oggi Zediani si arricchisce di una nuova opera. Una nostra compaesana ha messo a disposizione le sue abilità, le sue doti creative e ha realizzato un'opera legata alla figura di zia Veronica, donna e artista zedianese che ogni anno celebriamo con delle iniziative. Ha messo a disposizione le sue abilità per abbellire un punto del paese, creando appunto un'opera artistica sicuramente molto piacevole, colorata, che verrà molto apprezzata. In questa mostra però abbiamo voluto fare anche un passo in più rispetto alle altre. Abbiamo voluto trovare le testimonianze che ci dicono che zia Veronica non era solo un'artista locale di Zediani, ma era un'artista internazionale riconosciuta a livello internazionale. Quindi abbiamo chiesto alla famiglia se ci poteva prestare alcuni dei cimeli, coppe, targhe, riconoscimenti che vediamo anche qua appesi con i diplomi che lei ha avuto in tutta l'Italia. Per esempio il primo premio internazionale Antonio Ligabue o altri premi che non ritroviamo a livello nazionale. Io lo cito sempre, il premio mi sembra di Castrocaro Terme, dove la madrina era Nicoletta Orsomando, famosa, che io cito sempre perché allora era un personaggio tra i più importanti. Quindi il fenomeno di zia Veronica parte da Zediani e raggiunge il livello regionale, poi va a livello nazionale e addirittura internazionale. E queste sono le testimonianze che lo provano. Abbiamo pochi filmati, abbiamo pochi testi, perché il periodo era quello, non c'erano i social, non c'era internet, anche pubblicare un catalogo non era facile, quindi rimangono queste poche testimonianze che però sono fondamentali per ricostruire la caratura dell'artista e del personaggio. Quindi il lavoro che stiamo facendo è un lavoro di recupero della memoria. Noi andiamo a intervistare gli anziani che l'hanno conosciuta, le persone che andiamo a trovare un po' in tutta la Sardegna, che ci raccontano e ci parlano di lei sempre. Beh, non c'è nessuno che ci abbia parlato male di zia Veronica, tutti ci dicevano che era una persona dal cuore immenso, con la quale era piacevole conversare, era una persona anche di grande cultura, perché amava molto leggere, amava molto essere informata, in tempi in cui non era facile procurarsi dei libri. Tra le testimonianze abbiamo anche quest'opera, che è Il tesoro del bigatto, un'edizione della Rusconi, nella quale avevano coinvolto diversi pittori naif nella interpretazione di alcuni passi di questo libro. Infatti queste due opere, che sono completamente, per chi conosce zia Veronica, sono completamente diverse rispetto alle altre, sono fatte proprio per riprendere esattamente i passi di quel libro. A zia Veronica sono stati dati 3 passi da interpretare e è stato scelto un quadro che non abbiamo quei 2 che non sono stati scelti. Chissà dov'è quel quadro, sarà un mistero, un'altra delle cose che dobbiamo scoprire.
I primi sicuramente che sono entrati a contatto con Zia Veronica sono i miei genitori, che nel corso degli anni gli hanno commissionato varie opere, diverse l'una dall'altra, comunque in base ai propri gusti. Quindi alcune sono state scelte, altre come questa dei fenicotteri mi è stata regalata a me personalmente da piccolina relativamente, sui 10 anni più o meno, 10. Però la conosco insomma da appena nata, essendo nata a Zediani ho avuto la fortuna di conoscerla da piccolina. È un pomeriggio dove eravamo andati a ritirare altri quadri e io mi sono innamorata di questo quadro, che però mia madre non ha voluto comprarmi o comunque darmi, e ci ha pensato Zia Veronica a darmelo, e a far contenta comunque una bambina, e dal giorno è insomma il mio preferito di quelli che ho. Ha comunque soddisfatto il desiderio di una bambina. Quest'anno abbiamo scelto un quadro simbolo che poi trovate anche riprodotto, vedete, nel Deplian, nelle mattonelline, che sono le mattonelline segnaposto, dove ogni persona di Zediani apre la propria casa, c'è una mattonellina con il fenicottero, che è il fenicottero di Zia Veronica. Altro aspetto importante di Zia Veronica è la sua poliedricità, cioè lei qualsiasi cosa la trasformava in arte, qualsiasi. Addirittura mi raccontava Franco che una volta stava dipingendo, Franco Zocchetti, che il nipote dipingeva addirittura le foglie dell'albero di ficco per farne una sorta di albero di Natale, eccetera. Ogni cosa la trasformava in arte e quindi non poteva mancare la scultura. Lei è una grandissima e bravissima scultrice, e in questo caso abbiamo un'opera interessante. Come vedete anche quest'opera va a riprodurre il costume sardo. Lei lavorava praticamente con un coltellino, e ce ne sono diverse, ha sperimentato diversi materiali e, come avete visto prima in vetrina, molto spesso le colorava, le piccole sculture, quindi abbiamo piccole sculture colorate, così come colorava le proprie pitture. Io per esempio col figlio con l'altro ne procuravamo l'argilla, e non è che si comprava come adesso pronta. Andavamo a prendere l'argilla, poi si lavorava, si ripuliva e lei poi faceva queste terracotte. E anche dei blocchi di tufo per fare le sculture, perché era difficile anche da reperire a volte.
tutto il mondo laborioso della fatica dei campi, della fatica a casa, poi si sfoga nel mondo della festa. Se era gioioso già lavorare nei campi, per lei ancora più gioioso è la festa, quindi anche qua ci ritrasmette un senso di festa e di comunità, soprattutto attraverso la ricchezza dei colori, perché vedete, come potete vedere, c'è una tavolozza ricchissima e piena di colori, ma allo stesso tempo c'è il racconto che per lei è importante. La centralità ovviamente ce l'ha la Chiesa, che attorno alla quale succede tutto. E questa chiesa non è una chiesa inventata, inizialmente la inventava, a un certo punto ha capito che poteva fare la sua chiesa, quella che andremo a vedere adesso, che è anche una chiesa romanica riconosciuta tra le 150 chiese romaniche della Sardegna, è censita, e la riconosciamo per questa particolarità. Vedete queste coppelle vuote dove un tempo c'erano probabilmente dei bacini ceramici che adesso non ci sono e che caratterizzano quella che è la piccola chiesa di Zeddiani, dove poi zia Veronica stessa in tarda età ha realizzato una Via Crucis, una delle ultime opere, proprio una Via Crucis con uno stile leggermente diverso rispetto a quello solito che conosciamo. Zia Veronica era religiosissima e addirittura quando dipingeva le opere religiose adottava uno stile tutto suo, uno stile dedicato a queste opere. Qui nella chiesa è custodita la Via Crucis, che è una delle ultime opere che lei ha fatto quando era già in età avanzata, però in tutto il paese sono distribuite e dislocate diverse opere religiose, sia pittoriche che addirittura scultoree. È davvero bello poter osservare come la comunità di Zeddiani riesca a stringersi intorno al patrimonio, all'enorme patrimonio artistico, inquantificabile sia in termini numerici che in termini anche di valore che zia Veronica ha prodotto. Avere la possibilità di essere qui oggi ed osservare come anche l'ospitalità del paese che si stringe intorno a questa persona che si sta ancora riscoprendo e che si continua giustamente a celebrare è veramente bello. Sono certo che questa rassegna non potrà che crescere, attirare sempre più persone, ad aiutare a riscoprire zia Veronica e tutto il patrimonio che ci ha lasciato. Siamo qui davanti alla chiesa Madonna delle Grazie, chiamata anche chiesetta di Sant'Antonio, perché nei confronti di Sant'Antonio c'è una grande devozione. In questa chiesetta sono stati affissi anche i quadri della Via Crucis, chiesti da me, da zia Veronica. La collezione riguarda appunto 15 quadri, perché c'è anche la risurrezione di Cristo che si trova nella sacrestia. Tradizionalmente la Via Crucis include 14 stazioni che sono appunto affisse dentro la chiesa, nella navata, dove appunto si svolge la Via Crucis quando celebriamo in Quaresima questo rito.
Per noi valgono molto perché comunque i quadri sono stati fatti dalla nostra carissima amica zia Veronica, che per tutto il paese è stata veramente una persona ottima, affabile, una persona umile. Ci tengo a dire anche che questi quadri da zia Veronica per la parrocchia sono stati interamente regalati, quindi è stato proprio un dono suo ed è una collezione unica proprio perché i 15 quadri della Via Crucis ce li ha solo la parrocchia di Zediani. Incontrare zia Veronica significava stare in serenità, scherzare, avere anche un momento di divertimento con lei, stare bene, ecco, con questa persona, e zia Veronica ce lo porteremo sempre nel cuore. To climb a mountain and to reach the highest peak, but the present will be off as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in the river or the creek, but I don't enjoy it off as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arms above you, those arms above you will carry me through heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. In questo meraviglioso ottobre del 2023 non poteva mancare una nostra visita nel borgo autentico di Zediani, dove proprio in questi giorni è iniziata la 4ª edizione di Zia Veronica, una manifestazione culturale assai importante che si è già posizionata nel panorama culturale dell'intera regione Sardegna, che celebra una donna, un'artista, che proprio quest'anno avrebbe compiuto 100 anni e che ha costituito, diciamo, uno degli elementi portanti del patrimonio culturale di questa regione così bella e così poco conosciuta a volte. Zediani è uno dei luoghi che consigliamo per un viaggio all'interno delle tradizioni e del patrimonio culturale più interno ma anche più autentico dell'intera regione.
statura non dispenso più buon umore. A chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima in genuflette nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. È stato bellissimo girare per le vie del paese, oltre alle esposizioni, oltre a vedere zia Veronica in tutte le sue sfaccettature, no? In tutti i suoi aspetti, vedere delle persone che sul momento erano impegnate a realizzare qualcosa è stato davvero molto molto affascinante. Così come ho fatto i complimenti, qua fuori avevamo anche l'attività dei bambini, tra le altre, vedere anche i bambini col piccolo cavalletto, con i fogli che realizzavano le loro piccole opere, è stato davvero un bellissimo, cioè abbiamo visto dei bellissimi momenti, per cui confermo che non è stato facile trovare un po' la quadra su quelle che sono le opere che poi in qualche modo verranno premiate, però davvero grazie a tutti i partecipanti e ancora complimenti, per cui farei un altro applauso a tutti i partecipanti. Lei era sempre serena e sorridente, poteva avere dei problemi, il sorriso c'era sempre, la serenità poi traspariva. Ecco, tu che hai avuto occasione, io quando portavo degli amici rimanevano incantati così. Questa donna come ti vedeva, ti abbracciava, la conquistava tutti, ma non lo faceva di proposito, era il suo modo di essere. Ha lasciato una bella traccia del suo passaggio in questa vita, l'impronta l'ha lasciata. Ogni paese ha la sua colonna sonora. Il mio paese aveva suoni e rumori che davano il senso dello scorrere di una vita animata, in un tempo infinito e fermo, in uno spazio di cieli vasti come non ho visto più. Io ascoltavo quelle sonorità diffuse. Era rassicurante, quotidiana. Sento ancora distinto e familiare il rumore sconnesso e faticoso delle ruote dei carri a buoi sul selciato. Sento ancora il tintinnio scintillante del martello del fabbro vicino a casa mia. Sento ancora gli scatti secchi e ritmici di un telaio al lavoro e poi, vivace e improvviso, il canto arrogante e alto di un gallo. Oppure il raglio annoiato di un asino. Sento ancora sullo sfondo il meraviglioso affaccendato chiocciare di tante galline.